Prima partita con lo Scafati, quanto è importante anche per poter giocare i playoff in casa? Sì, questo è un aspetto importante, è una partita che ha un suo significato, direi, di buonissimo livello, perché noi ci giochiamo il record assoluto di vittorie nella stagione regolare della nostra società in questi ultimi anni, un piazzamento ancora migliore rispetto a quello che già ci siamo garantiti finora, e soprattutto questo piazzamento è collegato al fatto di avere almeno nel primo turno di playoff il vantaggio del fattore campo rispetto a quello che invece accadrebbe arrivando quinti, quindi ci sono motivazioni anche proprio di classifica e in chiave di proseguo della stagione che ci spingono in questa partita. Ecco, che squadre incontreremo brevemente, se ci può fare un breve identikit di queste squadre dei playoff che in ogni caso sono molto forti? Beh, sicuramente in questo momento è impossibile avere una certezza di accoppiamento, però è evidente che le prime 5 dell'altro girone sono 5 finaliste potenzialmente, perché le due bolognesi e Treviso lo sono dall'inizio dell'anno per definizione. Trieste in corso d'opera è migliorata al punto tale da essere nel novero assoluto delle favorite. Ravenna, che è una squadra che era meno quotata e che forse oggi sembra essere un po' la Cenerentola di questo quintetto, è invece una squadra che dall'inizio dell'anno è nei primi 4 posti, quindi significa che ha delle qualità tecniche e morali importanti, per cui direi che non possiamo così avere delle preferenze e sapere già che il playoff comunque sarà un playoff che inizia tecnicamente e come livello di avversari subito in salita. Il futuro di Franco Ciani in Fortitudo? Ma il futuro Francosano in Fortitudo intanto vi prevede i playoff, dopodiché finiti i quali faremo dei ragionamenti insieme. Ovviamente non sarà un problema ragionare con Cristian e con il Presidente, in questi 6 anni non lo è mai stato, e quindi andremo a esternare reciprocamente quelli che sono i desideri, le volontà, le impressioni, e da lì poi prenderemo delle decisioni, però su questo sono assolutamente sereno, e oggi viviamo tutti invece fortemente concentrati nel fatto di non essere soltanto di passaggio nei playoff. Innocenzo Ferraro, Agrigento, che partita sarà con lo Scafati? È una partita importante dove ci giochiamo tanto per la società, perché potremo raggiungere il record di punti, il record di posizionamento, e soprattutto anche perché vincendo avremo sicuramente 2 partite in casa nella post-season. È stata un'annata molto dura, molto pesante, perché faticavamo sempre in trasferta faticavamo, quindi vincendo le partite giuste siamo riusciti a raggiungere un obiettivo importante sia per noi che per la società, quindi c'è soddisfazione, ecco, però non c'è appagamento. Che bilancio si può fare di questa stagione qui ad Agrigento? Tu sei stato determinante in tantissime partite. Io sono contento perché sono stato molto bene sia dal punto di vista sportivo che anche nella vita privata. È un bilancio sicuramente positivo, ma si può sempre migliorare.